Buonasera, alle principali notizie. Oggi mi laureo, una finzione durata troppo a lungo, diventata insopportabile per Miriam Indelicato, trovata morta nell'androne di casa a Roma dove studiava alla LUISS. Aveva lasciato l'università nel 2024, ma non aveva mai detto ai familiari che vivono a Santa Ninfa nel Trapanese. Il deputato regionale del Movimento per l'Autonomia Giuseppe Castiglione è stato rinviato a giudizio per voto di scambio politico-mafioso. Castiglione si era già dimesso dalla Commissione Antimafia e sospeso dalla carica di parlamentare. A Catania una raffica di colpi di proiettile contro il portone di un'abitazione nel quartiere San Giorgio. Indaga la polizia, tra le ipotesi un gesto intimidatorio. Stop alla raccolta dei rifiuti indifferenziati a Catania con gli impianti saturi, il sistema va in tilt e il comune corre ai ripari con un conferimento straordinario a Termini Imerese. A Catania la polizia celebra i 174 anni dalla fondazione, inaugura la nuova sede della questura. A Palermo torna alla Via dei Librai, 3 giorni di presentazioni, incontri e confronto per ricordare il valore del libro. Calcio, la sfida contro il Potenza al Massimino per la prima del Toscano bis. Contro i lucani, assente per infortunio Casasola. Torna tra i disponibili Jimenez. Buonasera, oggi mi laureo, una finzione durata troppo a lungo, diventata insopportabile per Miriam Indelicato, che è stata trovata morta nell'androne di casa sua a Roma dove studiava alla LUISS. Aveva lasciato però l'università nel 2024, ma non l'aveva mai detto ai familiari che vivono a Santa Ninfa nel Trapanese. Ci dice tutto Laura Spanò. Aveva annunciato a parenti e amici: oggi discuto la tesi, ma dai controlli effettuati in queste ore Miriam Indelicato, 23 anni, risulta che non era più iscritta dal 2024. Il suo corpo senza vita è stato trovato dal portiere a Roma Salario, dove la studentessa di Santa Ninfa in provincia di Trapani viveva. Un fardello di bugie alle quali la giovane alla fine non ha retto, decidendo di farla finita. Sebbene inizialmente gli inquirenti abbiano vagliato diverse ipotesi, il quadro che sta emergendo nelle ultime ore punta verso il gesto estremo. Il movente sarebbe racchiuso in una dolorosa bugia accademica. Miriam aveva annunciato a parenti e amici che avrebbe discusso la tesi di laurea, un traguardo celebrato con orgoglio in famiglia, tanto che i genitori erano pronti a festeggiare il titolo di dottoressa. Dai primi riscontri effettuati presso l'Ateneo è emersa una realtà differente. La ragazza, che avrebbe compiuto 24 anni a maggio, non era più iscritta all'università. Si scava ora nel passato recente della giovane per capire quando e perché il suo percorso di studi si fosse interrotto e soprattutto come sia stato possibile mantenere in piedi tale bugia. La Procura di Roma ha disposto l'autopsia per confermare le cause del decesso. La notizia ha gettato nello sconforto sia la comunità studentesca romana che i comuni di Campobello di Mazara e Santa Ninfa, dove Miriam era cresciuta e dove tutti la ricordano come una ragazza solare e determinata, conosciuta come ballerina e coreografa in diversi spettacoli. Quanto è accaduto a Roma ha gettato nel dolore più profondo i genitori di Miriam. Gli auguri della famiglia il giorno dell'ultimo compleanno ora risuonano in maniera drammatica. 23 anni di determinazione, bellezza, un'incredibile grinta e un cuore gigante che ti rende speciale. La vita è tosta, ma tu lo sei di più. Ma Miriam in realtà aveva nascosto a tutti le sue fragilità. Il deputato regionale del Movimento per l'Autonomia Giuseppe Castiglione è stato rinviato a giudizio per voto di scambio politico-mafioso. Castiglione si era già dimesso dalla Commissione Antimafia e dal momento è sospeso dalla carica di parlamentare. Manlio Viola. Voto di scambio politico-mafioso. Dovrà rispondere di questa accusa davanti la Corte d'Assise il deputato regionale Giuseppe Castiglione, sospeso dalla carica in attuazione della legge Severino dopo essere stato arrestato nell'ambito dell'operazione Mercurio. Il giudice per le indagini preliminari Fabio Sebastiano di Giacomo Barbagallo ha rinviato a giudizio il deputato del Movimento per l'Autonomia e l'ex consigliere comunale di Mister Bianco Matteo Marchese. Con loro a giudizio anche Domenico Colombo e Giuseppe Coco, ex dipendenti dell'azienda di trasporto pubblico di Catania. Prosciolto invece l'ex sindaco di Ramacca Nunzio Vitale, mentre in precedenza con il rito abbreviato erano stati assolti Salvatore Mendolia e Salvatore Fornaro.
Secondo l'accusa, Castiglione e Marchese avrebbero stretto un patto elettorale con il clan Santa Paola, rispettivamente Marchese per le comunali del 2021, Mister Bianco, e Castiglione per le regionali del 2022. In cambio dei voti ottenuti si sarebbero occupati di far ottenere agli uomini del clan provvedimenti di interesse nel territorio comunale di riferimento. Castiglione, che si è dimesso dalla commissione antimafia, resta sospeso dalla carica di deputato regionale e all'Arseli è già subentrato il primo dei non eletti, l'ex assessore comunale di Catania Alessandro Porto. A Catania si torna a sparare, in due a bordo di uno scooter fanno fuoco contro un'abitazione nel quartiere di San Giorgio e fuggono. La polizia ha trovato 13 bossoli davanti alla casa di una pensionata e del figlio, entrambi incensurati, non si esclude alcuna pista. Eva Spampinato. Un portone crivellato dai colpi di pistola segnato da fori netti 6-7 all'altezza d'uomo e le telecamere che riprendono due uomini sparare e fuggire in scooter. E questa è l'immagine che apre la scena della sparatoria avvenuta nella notte nel quartiere di San Giorgio a Catania. Intorno alle 2 il silenzio dello stradale Cravone è stato squarciato da una raffica di colpi d'arma da fuoco diretti contro questo appartamento al piano terra, ma nessuno ha sentito nulla, anche chi questa mattina usciva proprio da questo appartamento. Ma lei ha sentito qualcosa stanotte? No, io dormo la notte. No, veramente no, è la prima volta che lo sento dire, non ne ho sentito. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno trovato 13 bossoli sull'asfalto esattamente di fronte alla casa, che appartiene ad una donna di 68 anni, vedova e pensionata, che vive con il figlio di 38 anni. Entrambi sono incensurati. Nessuno è rimasto ferito, ma resta forte la preoccupazione per un gesto che al momento non trova spiegazioni, solo la certezza che le notti catanesi sono tornate ad infuocarsi. Tra le ipotesi anche quella di una intimidazione. Il Tribunale di Marsala ha condannato a 9 anni il Lorenzo Lupo di Mazzara del Vallo, processato per maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale all'ex compagna. Secondo l'accusa, l'uomo, che ha precedenti per lesioni e droga, è animato da ossessiva gelosia, ha ripetutamente maltrattato e picchiato la donna anche quando era incinta, colpendole la pancia a calci e pugni, convinto che la bambina che era in grembo non fosse sua. Veniamo che produceva marijuana adulterata e documenti falsi, così è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania. Sentiamo. Un uomo di 38 anni di origine lettone è stato arrestato a Catania dagli agenti della squadra mobile della questura. In 2 distinti laboratori produceva marijuana adulterata, addizionata con cannabinoidi di sintesi, una droga altamente pericolosa per la salute, e documenti falsi. È stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana occultata all'interno di uno scatolone che trasportava in macchina. Abbiamo deciso quindi di fare una perquisizione nel luogo da dove era stato visto uscire e ci siamo imbattuti in un vero e proprio laboratorio per la produzione di cannabis adulterata con pericolosi cannabinoidi sintetici. Ma le sorprese non sono finite qui, perché estendendo la perquisizione anche all'abitazione di dimora del soggetto ci siamo resi conto che all'interno di questo appartamento era allestita una vera e propria stamperia di documenti falsi, ovvero patenti e carte di identità. Ma la stessa carta d'identità esibita dall'uomo, che asseriva di essere un cittadino lussemburghese, è risultata anch'essa falsa. Dallo sviluppo delle sue impronte i poliziotti sono risaliti al cittadino lettone, ricercato in campo europeo in quanto a suo carico risultava un mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche per reati in materia di stupefacenti. La polizia di Trapani ha scoperto che un pregiudicato di Mazzara, condannato in via definitiva a 28 anni nel 2011 per traffico internazionale di droga e ai domiciliari, dichiarato dall'INPS invalido al 100%, aveva finto la malattia, si allontanava da casa per comprare la droga. L'uomo è stato denunciato per evasione ed è tornato in carcere. Stop alla raccolta dei rifiuti indifferenziati a Catania, la discarica normalmente utilizzata è satura ed è colpa anche della crisi internazionale. Sentiamo il perché nel servizio di Lorena Dolci.
Dalla guerra ai rifiuti. Se i sacchetti della spazzatura sono rimasti davanti al vostro portone di casa, una delle cause è riconducibile alle tensioni internazionali. Ecco perché la frazione dei rifiuti indifferenziati raccolta a Catania viene di solito portata nella discarica di Codavolpe, gestita dalla Sicula Trasporti, un sito che ha raggiunto il livello di saturazione. Una ragione è che una parte dei rifiuti viene inviata in Danimarca, dove però gli impianti sono in manutenzione. L'altra è legata alle attuali difficoltà nei trasferimenti via mare. I conflitti in Medio Oriente dunque sono alla base non solo del caro carburanti, ma anche della nuova emergenza rifiuti che, in attesa della realizzazione dei 2 inceneritori previsti dalla Regione, continuano ad essere inviati all'estero. Per evitare una paralisi del sistema, il sindaco trantino ha firmato un'ordinanza che dispone il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati nell'impianto di Termini Imerese. I camion sono in viaggio dunque per evitare l'accumulo dei sacchetti e il proliferare di microdiscariche, in attesa di tornare presto alle normali condizioni del servizio. A Vittoria nel Ragusano sequestrati 3.000 litri di gasolio agricolo e 5 persone denunciate dalla Guardia di Finanza. Un'azienda edile alimentava i propri mezzi con gasolio verde fornito da un'azienda agricola. Veronica Barbarino. Gasolio agricolo usato illegalmente per alimentare mezzi industriali. A Vittoria scatta il blitz della Guardia di Finanza, che ha sventato un tentativo di illecita cessione di gasolio ad accisa agevolata tra un'azienda agricola e una società di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e Movimento Terra. Nel corso delle verifiche, le Fiamme Gialle hanno scoperto all'interno dell'azienda anche 2 cisterne contenenti altro gasolio verde e accertato che i mezzi pesanti e le macchine operatrici lo stessero utilizzando. Circa 3.000 i litri sequestrati e 5 le persone denunciate per sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e perché privi del necessario certificato di prevenzione incendi. Ricordiamo infatti che questa tipologia di gasolio, riservato esclusivamente ai fini agricoli, ha un'IVA agevolata al 10%. Sono in corso gli accertamenti fiscali per quantificare le imposte evase. Sequestrati beni agli eredi del boss Salvatore Di Gangi tra Sciacca e Ribera. Sentiamo Adelaide Barbagallo. 2 case, un magazzino e 17 terreni. Questi i beni sequestrati ai familiari dello storico capomafia di Sciacca Salvatore Di Gangi, fedelissimo del boss Totò Riina. È morto nel 2021 a 79 anni travolto da un treno a Genova dopo essere stato scarcerato. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri dei comandi provinciali di Palermo e Agrigento su decreto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. La forte sproporzione tra i beni accumulati e le entrate fiscalmente dichiarate hanno orientato l'inchiesta. Un percorso investigativo che si è allargato dai profili patrimoniali del defunto boss fino ai suoi familiari ritenuti destinatari del patrimonio illecitamente accumulato nel corso degli anni. Di Gangi era stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa e aveva scontato lunghi periodi di detenzione. La sua storia criminale continua a produrre conseguenze giudiziarie anche adesso, dopo la sua morte. E ad una settimana dalla tragedia di via Marturano è tempo di funerali per le vittime, mentre l'area resta sotto sequestro e continuano le perizie per spiegare l'ennesimo morte sul lavoro. Sentiamo Manlio Viola. Si sono tenuti ieri nella chiesa di San Vito a Palermo i funerali di Daniluc Tiber, 51 anni, uno dei 2 operai morti nella tragedia sul lavoro di via Ruggero Marturano a Palermo. L'uomo di origine romena ha lasciato proprio in città la famiglia. Si svolgeranno invece in Tunisia i funerali del suo compagno di lavoro e di sorte, il tunisino 41enne Naï Jaid. Mentre si svolgono i riti dell'ultimo saluto, continuano le indagini sulle cause della tragedia, dopo che ieri sono finiti nel registro degli indagati, oltre il committente dei lavori e il titolare dell'impresa, anche il proprietario della gru affidata per quei lavori e l'operatore gruista. Nuove perizie tecniche si sono svolte ieri e altre oggi e puntano a verificare il funzionamento dei sensori di allungamento, un dispositivo della gru che avrebbe dovuto avvertire che il braccio era troppo esteso e il carico sbilanciato. Proprio da queste analisi potrebbe dipendere la
responsabilità oggettiva della tragedia. Parallelamente in corso indagini amministrative sui contratti dei 2 operai. Sin dall'inizio si è parlato di lavoratori in nero, ma l'impresa ha fornito agli inquirenti contratti a termine regolari e in via di registrazione. L'area di incidente resta comunque sotto sequestro e la strada chiusa al traffico con la gru e il suo braccio piegato ancora lì a ricordare ai passanti la tragedia avvenuta ormai una settimana fa. Dopo il terremoto giudiziario sulla frana Niscemi, la Regione reagisce, nessun blocco sui finanziamenti. Sentiamo Gerry Italia. Era prevedibile e puntuale è arrivato. L'effetto dell'inchiesta sulla frana di Niscemi scuote politica e istituzioni. Al centro la gestione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e il nodo dei finanziamenti mai arrivati. La Regione ha rotto immediatamente il silenzio e ha provato a chiarire la propria posizione. La struttura commissariale non decide autonomamente, scrivono, ma interviene solo al termine di un preciso percorso burocratico. Un iter che parte ai comuni chiamati a presentare i progetti passa dalla verifica dell'autorità di bacino e approva fino alla piattaforma Rendis. Solo allora, e in base alle risorse disponibili, a livello di rischio scatta il finanziamento ed è proprio qui che emergerebbe il punto critico. Secondo la Regione per Niscemi in 9 anni non sarebbe mai arrivata una richiesta completa e conforme, nemmeno dopo la frana del 2019, e per il progetto da 4.800.000 euro sulla zona Belvedere, colpita anche dall'ultimo evento franoso, sarebbero stati richiesti 2 aggiornamenti tecnici rimasti senza risposta, un passaggio mancato che di fatto avrebbe bloccato tutto, un quadro che suona come un invito implicito agli inquirenti a guardare altrove, ma la procura non si ferma. L'indagine, come conferma il procuratore Vella, è solo all'inizio. Altri 2 filoni sono pronti a partire sotto la lente: la gestione delle acque nel sottosuolo e le eventuali violazioni edilizie in zona rossa dopo il 1997, e il numero degli indagati è inevitabilmente destinato a crescere. Nel frattempo arrivano i primi segnali concreti per il territorio. La Regione ha già erogato 56 contributi straordinari alle imprese danneggiate dalla frana, quasi 1 milione di euro complessivo, fino a 20.000 euro per ciascuna azienda per sostenere la ripartenza. Ma non tutte le pratiche sono chiuse, alcune restano sospese per documentazione incompleta, altre sono ancora in fase di valutazione. Tra accuse, verifiche e attese intanto Niscemi resta sospesa e mentre la terra continua a raccontare le sue fragilità, la verità giudiziaria è ancora tutta da scrivere. In riferimento al servizio a Catania Emergenza Topi, al centro smistamento delle poste, nel centro di smistamento di Catania non c'è alcuna emergenza né allarme igienico-sanitaria. Poste Italiana precisa di provvedere a periodici interventi di derattizzazione nella sede, come è avvenuto nella giornata di ieri, e monitora la situazione per garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nei suoi locali per tutti i lavoratori appunto della sede di Catania. Breve pausa e poi a Catania per la festa della polizia che celebra i 174 anni dalla sua costituzione. A Catania la polizia, per celebrare i 174 anni dalla sua fondazione, oggi inaugura la sede della nuova questura. Desiree Ferlito. Non solo celebrazioni, ma un segnale concreto di presenza sul territorio. La Polizia di Stato compie 174 anni e a Catania inaugura in Viale Ulisse la nuova sede della Questura, una nuova casa più moderna, funzionale e vicina ai cittadini. Alla presenza del capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani. Penso che sia uno splendido risultato di cui dobbiamo essere tutti quanti orgogliosi, perché è la dimostrazione della sinergia tra le istituzioni statali e gli enti locali. A tagliare il nastro l'arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna. Partecipato il discorso del questore di Catania Bellassai. La parola che mi viene in mente per descrivere il nostro lavoro è squadra, parte di un tutto tutti insieme. Lo dicono i numeri che fotografano l'ampio spettro di efficienza delle nostre iniziative. Abbiamo risposto alla domanda di sicurezza del territorio, continua il questore. Anche su questo è intervenuto il prefetto Pisani. È importante trasmettere ai cittadini la percezione della sicurezza che rifletta quello che è l'effettivo e costante impegno tutti i giorni, non solo da parte della Polizia di Stato, ma di tutte le forze dell'ordine, della magistratura e del governo a sostegno del nostro operato. Nel corso della cerimonia spazio anche al riconoscimento del lavoro quotidiano degli uomini e delle donne in divisa, premiati gli agenti distintisi in operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico. E poi il momento più solenne, l'omaggio ai caduti e la deposizione della corona alla stele che ne custodisce i nomi.
A Palermo il Cassaro Alto torna alla Via dei Librai, 3 giorni di presentazioni, incontri, occasioni e anche confronto e poi soprattutto l'importanza della lettura e il valore del libro. Marco Gullà. Palermo, cultura, giovani, 3 keywords che rientrano nell'apertura della manifestazione La Via dei Librai, da oggi in corso sul Cassaro. Per 3 giorni il percorso arabo-normanno diventa luogo di incontro tra lettori, librai, editori e autori. Lungo l'asse che attraversa il Cassaro si susseguiranno anche presentazioni, incontri e occasioni di confronto. Siamo i commercianti del Cassaro Alto, siamo le associazioni che abbiamo creato, che abbiamo unito per creare questa partecipazione. La Via dei Librai è un momento di cultura che noi spendiamo anche da commercianti con questa partecipazione proprio per riportare il Cassaro ancora più in vita al di là dei turisti ma col palermitano. Cultura non è solo cultura a livello di libri, perché il Cassaro fa anche legalità. Legalità per noi è importante, vivere con le regole, partecipazione. Noi chiediamo ai giovani, e devo dire che l'abbiamo avuto la partecipazione, perché secondo me bisogna iniziare sin da piccoli ad educare i ragazzi alla lettura. E la passeggiata al Cassaro oggi ha un sapore diverso, o meglio, un profumo più intenso, quello del libro. Io vedrei una lotta tra la tecnologia e il libro classico. Io dico che vince il libro, perché poi alla fine bisogna ritornare indietro per acquisire cose del futuro, perché la macchina non sostituirà mai il libro. Ovviamente bisogna veicolare messaggi che possano incuriosire i giovani, che oggi sono abituati a un'acquisizione di informazioni in maniera veloce, attraverso l'iPad, attraverso lo smartphone, e quindi spiegare che al di là della superficialità esiste anche una profondità. Quindi va approfondito qualsiasi concetto e vanno stimolati a leggere su carta stampata. È importantissimo sentire l'odore, aprire il libro, sfogliare le pagine. Non è la stessa cosa di leggere da un tablet o da un telefonino. Breve pausa allo sport, il calcio, la sfida del Catania contro il Potenza al Massimino. In campo questa mattina il Catania che si è allenato agli ordini Mimmo Toscano in vista della partita di domenica contro il Potenza, una gara che può segnare la certezza del secondo posto. Francesco Triolo. Il Toscano bis è iniziato ieri e già da questa mattina si è proseguito sul solco di quando il tecnico aveva lasciato il Catania. C'è da preparare la partita contro il Potenza domenica sera, che dovrà servire per mettere al riparo il secondo posto in classifica. Questa mattina il tecnico ha diretto il secondo allenamento schierando la squadra in campo e provando gli 11 da schierare per il suo secondo esordio al Massimino. Toscano non ha ritrovato Casasola, infortunato da qualche giorno a causa di un problema muscolare, una lesione al retto femorale della gamba destra che non avrà un recupero rapido. Il giocatore che ha saltato l'ultima partita per squalifica ha già cominciato il percorso di recupero e si spera di riaverlo almeno per l'avvio dei playoff promozione. Toscano invece per la gara di domenica avrà nuovamente Jimenez che ha scontato il suo turno in squalifica. C'è anche Forte che vuole tornare ad esserci proprio nel momento decisivo della stagione. C'è Cicerelli che Toscano aveva lasciato infortunato, invece ieri e oggi si è ritrovato sul campo. Allenamenti blindati in questa prima fase perché l'allenatore calabrese vuole lavorare con serenità e senza pressioni ulteriori rispetto a quelle che già ci sono. Prima di chiudere una notizia, Siracusa, i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di un 14enne danese disperso ai loro sul litorale di Noto. Il giovane si trovava in Sicilia per una vacanza con un'amica. I 2 ragazzi si sono tuffati in mare e sono stati però travolti da un'onda. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo e a chiedere, a lanciare appunto l'allarme. Impegnati anche i sommozzatori, un mezzo aereo dell'Eni Nucleo di Catania. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.